Zaia si pone come obiettivo quello dell'uscita dall'euro e l'indipendenza del Veneto. La risposta del Partito Democratico. Ma piuttosto che trattare questi temi che sono nell'agenda nazionale e così via, Zaia dovrebbe invece far funzionare bene il Veneto. In questi giorni c'è una situazione drammatica per quanto riguarda il funzionamento dei trasporti ferroviari, pendolari lasciati per terra, studenti che non riescono ad arrivare in orario, in una situazione difficile complessivamente per quanto riguarda questo servizio. Ricordo che c'è una situazione drammatica per quanto riguarda l'occupazione, le imprese, lo sviluppo. Solamente in questi giorni presentano l'assestamento di bilancio e tagliano sul sociale, tagliano sulle risorse che si potevano mettere a disposizione per sostenere i disoccupati, le famiglie in difficoltà. Ecco, alla fine Zaia continua a parlare dell'Europa, di temi che hanno un'agenda nazionale e non governa assolutamente la situazione della sua regione.